operai, servitori, ministri del Vangelo che operano, Signore, in ogni base. Ti prego di operare, Signore, in mezzo alle case, alle famiglie. Ti prego per i bambini, per gli adolescenti, per tutti che sono, Signore, in te, e quelli che sono lontani, portali di nuovo alla tua presenza, perché, Signore, tu sei lo stesso che sei andato in via di Emaus e sei apparso a quegli uomini che lontano andavano dalla tua presenza, e tu hai, Signore, fatto un miracolo nella loro vita, presentandoti a loro e facendo loro riconoscere che non era quella strada. Signore, fai così che tu possa portare il prodigo, che tu possa portare i tuoi discepoli che sono lontani in via di Emaus, lontano dal centro della tua volontà. Nel nome di Gesù, Signore, continua con noi, ti prego, nel nome di Gesù. Amen e amen. Gloria a Dio. Lodiamo al Signore, fratelli. 641. Un fazzoletto? Grazie. 641. Gloria a Dio. Grazie. Lodiamo insieme, fratelli. La congregazione canta al Signore. Oh Dio, crea in me un cuore puro e metti dentro di me uno spirito nuovo. La Chiesa da capo. Oh Dio, crea in me un cuore puro e metti dentro di me uno spirito nuovo. Non rigettarmi dalla tua presenza, fammi restare con te in comunione, rendimi la gioia della tua salvezza e metti dentro di me uno spirito nuovo. La Chiesa. Oh Dio, un cuore e metti ancora. Oh Dio, e metti dentro di me. Non rigettarmi dalla tua presenza, fammi restare con te. Rendimi la gioia e metti dentro di me uno spirito nuovo. Amen. Chi può dire amen? Amen. Gloria al Signore. Lodiamo ancora al Signore stamattina. Alleluia. 495. 495. Mensa preparata, il capo unto, coppa traboccante, ecco questa è vita. Ecco questa è vita, vita con Gesù, vita sempiterna, vita di lassù. Ecco questa è vita, vita con Gesù, vita sempiterna, vita di lassù.
Gesù Cristo salva, sana e battezza, col suo Santo Spirito e ritornerà. Ecco questa è vita, vita con Gesù, vita sempiterna, vita di lassù. Ecco questa è vita, vita con Gesù, vita sempiterna, vita di lassù. Da capo. Mensa preparata, il capo unto, coppa traboccante, questa è vita. Ecco questa è vita, vita, vita sempi, vita di lassù. Ecco questa è vita, vita con Gesù, vita sempiterna, vita di lassù. Gesù Cristo salva, sana e battezza, con suo Santo Spirito e ritornerà. Ecco questa è vita, vita con Gesù, vita sempiterna, vita di lassù. Amen. Glória a Dio. Fratelli, che buono è essere nella presenza del Signore. Prima di continuare con il programma di questa mattina, vorrei presentarvi l'agenda di questo mese. Ogni mese noi abbiamo un'agenda e da questo mese scorso, da luglio, abbiamo iniziato dei culti domestici. Questo mese scorso abbiamo fatto 4 culti domestici e ringrazio a tutte le famiglie che hanno aperto la porta e abbiamo partecipato di bellissimi incontri spirituali. Amen? Glória a Dio. E questo mese noi abbiamo già un programma. Siamo già con tutto, perché io ho solo il giovedì libero. E quindi noi abbiamo 4 giovedì questo mese e noi abbiamo già tutti 4 giovedì pieni. Ok? Però chi desidera che sia fatto il culto domestico, per riunire, come è lo svolgimento del culto domestico? La famiglia si organizza, invita i suoi amici, i suoi vicini, le persone, e io vado con una rappresentazione della Chiesa. 2 o 3 persone andiamo per partecipare, ma è la famiglia che invita le persone e che organizza il culto domestico. Noi partecipiamo là dando appoggio. Ok? Questo mese noi abbiamo ora il 6, vediamo qua, il 6 noi abbiamo il culto domestico a casa della famiglia Sanches, del diacono Reimo. L'8, che è stata una breccia che ho aperto, perché come questo 8 noi non avevamo nessuna cosa sull'agenda, Erwin e Caterina mi hanno chiesto di fare il culto là. Allora, come lui lavora tutta la settimana, non ha questa possibilità di fare il giovedì, come avevo questo sabato libero, io ho incastrato loro in questo sabato 8, ok? Quindi 8 sarà il culto domestico a casa di Erwin e Caterine, la famiglia Hernandez. E il 13 sarà a casa della sorella Gladys. Il 20 sarà a Tavarnelli, a casa della sorella Edina. E il 27 sarà a casa della sorella Ana Maria, a Caselina, Scandici. Sul quadro di avviso ci sono tutti i giorni e i locali, ok? E questo mese noi avremo il 14 di questo mese una veglia di preghiera. Amen? Tutta la notte, dalle 10 della notte fino al 5 del mattino, dal venerdì al sabato, tutta una notte di preghiera
nella presenza del Signore. Amen? Quindi il 14 agosto. E la nostra serata gastronomica sarà il 22 agosto. 22 agosto noi avremo la serata gastronomica con la piscina per i bambini. È stato buono quest'ultima? I bambini si sono divertiti tantissimi nella piscina. Aaron, hai tu fatto molto? Ecco. E abbiamo fatto una bella grigliata, è stata proprio una serata meravigliosa di comunione, condivisione. Elsa era là. Che Dio benedica tutti che hanno partecipato e siete tutti invitati a partecipare della serata gastronomica il 22, che è una serata di beneficenza per il sostegno della missione, ok? Invece il 29 noi avremo un picnic all'aperto nel parco di Villa Vogel. Sarà un pomeriggio di evangelizzazione e quindi siamo già invitati, convocati a partecipare. La squadra di evangelizzazione sarà là. Noi avremo il tema Gesù, fonte di acqua viva, e noi faremo la distribuzione di acqua, foglietti, volantini tematico con questo tema di Gesù, fonte di acqua viva, e saremo lì a fare un impatto evangelistico a Villa Vogel, che è zona di Isolotto. Siete tutti convocati per quel pomeriggio. Sarà un pomeriggio e noi finiremo con un culto insieme all'aperto, con i fratelli cantando, suonando, e sarà una benedizione. Amen? E su social della missione del settore di Firenze, Sheadamiti Firenze, troverete tutte queste informazioni, ok? Tutte queste informazioni sono su social di Sheadamiti Firenze, quindi seguite e potete avere tutte le informazioni. Questo mese d'agosto non faremo il battesimo, sarà il mese di settembre, ok Mafalda? Alla fine di settembre sarà il nostro battesimo e noi faremo un culto anche nella presenza del Signore con i 9 membri che parteciperanno del battesimo. Continuiamo lodando al Signore. Vorrei invitare i miei piccoli bambini, dove sono? Venite qua per lodare al Signore. Oggi non c'è il nostro diacono Wallace e la sua famiglia perché loro sono a Legnago di Verona stamattina. Ieri è stato il battesimo là e lui è rimasto per servire la chiesa lì a Legnago. Gloria a Dio. Lodiamo al Signore tutti i bambini. Dopo noi pregheremo per loro e loro vanno alla classe felice partecipare del culto infantile. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Non c'è Dio grande come te, no non c'è, no non c'è, non c'è Dio grande come te, no non c'è, no non c'è, non c'è chi può fare le cose come quelle che fai tu. Non c'è chi può fare le cose come quelle che fai tu, né per potenza e né per forza, ma per il tuo Santo Spirito, né per potenza e né per forza, ma per il tuo Santo Spirito. Ed anche i monti si muoveranno, ed anche i monti si muoveranno, ed anche i monti si muoveranno per il tuo Santo Spirito. Preghiamo per loro, fratelli. Io ho anche una informazione importante a darvi, no? Che nell'ultima riunione che abbiamo fatto, questo venerdì, noi abbiamo parlato che
questi bambini stanno crescendo. Vedete Jean, Crisia, miei due ometti, sono tutti cresciuti. Fra poco loro arriveranno a un'età che non riusciranno a stare là dentro, perché non è più il loro linguaggio. Il linguaggio sta cambiando, no? Perché crescono e cambia il linguaggio. Allora, noi abbiamo pensato, come la leadership della Chiesa, abbiamo pensato, pregato, chiesto al Signore un direzionamento di come fare, perché è importante assistergli, è importante. E cosa abbiamo pensato? Che non solo loro, perché quando vediamo tutte le persone in chiesa bisogna di avere anche un momento diverso dal culto. Eu so che a volte durante la settimana è molto difficile, quindi se io dovessi fare nel sabato per loro, per arrivare qua sarebbe difficile. Allora, noi abbiamo pensato, pregato, messo davanti al Signore la possibilità di iniziare a settembre la scuola biblica domenicale. Perché la scuola biblica domenicale? Perché la scuola biblica domenicale non raggiungerà solo loro, raggiungerà tutti. Quindi, come la domenica noi abbiamo già l'impegno di venire in chiesa, noi avremo un impegno in più, che non sarà un giorno in più della settimana, sarà sempre la domenica. E noi invece di fare il culto alle 10:30, noi faremo il culto alle 11. Invece del culto iniziare alle 10:30, noi facciamo alle 11. Il culto sarà dalle 11 fino alle 12:30. Quindi mezz'ora che a volte io vi prometto che cercherò di non finire dopo 12:30, faremo il possibile e l'impossibile per finire alle 12:30, perché sappiamo che dopo tutti devono andare a mangiare, a fare le sue cose, però noi prima avremo la scuola biblica domenicale, che inizierà alle 9:30, sarà un impegno, sì, una responsabilità, però ognuno avrà la sua classe nella sua fascia etaria, e loro lì avranno dinamiche, tematiche, loro avranno un'assistenza personale e ognuno di noi avremo la nostra classe. Prima noi grandi avremo una unica classe, uomini e donne. Se veniamo tutti e saremo una grande classe, allora facciamo una classe per gli uomini e una classe per le donne. E così noi saremo organizzati in questo modo per fascia etaria, e così avremo un tema, una lezione biblica che sarà un libro, una rivista che noi avremo, che ci saranno 13 lezioni che comprende un trimestre. Inizieremo il trimestre con una lezione e finiremo il trimestre con la 13ª lezione. Quindi sarà molto importante per la crescita spirituale della Chiesa. Io so che non siamo abituati a questo, ma se noi vogliamo vedere qualcosa di speciale, di forte nella nostra vita, abbiamo bisogno di avere impegno spirituale. Perché se vogliamo vedere lo spirituale, bisogna prendere impegno spirituale. Tutta la prima domenica del mese, ogni prima domenica di ogni mese, noi abbiamo già un digiuno collettivo qua. Sì. Allora, questo digiuno che facevamo dalle 9 alle 10, noi faremo dalle 8:30 alle 9:30. Chi può arrivare alle 8:30 venga, partecipi del digiuno, che è una volta al mese solo. Se no, arrivi per la scuola domenicale, che sarà dalle 9:30 alle 10:30. Fra 10:30 e alle 11 è il momento che i bambini avranno bisogno di fare una merendina per partecipare del culto, che sarà alle 11. Ok? D'accordo così? Avete capito? Quindi loro possono venire da soli? Possono? No. Qualcuno li deve portare. E se un genitore può
offrire qualcosa di buono a un figlio è dare a loro la possibilità di conoscere la parola di Dio. Perché la parola di Dio è quella che trasforma, che vivifica. La parola di Dio è quella che nutre veramente l'anima e che ci porta in eternità col Signore. Amen? Quindi da settembre, il 6 settembre, noi avremo una classe della scuola domenicale per i piccini e per quelli che sono più grandi. Allora il loro linguaggio sarà diverso. E come sarà? Vedrete, perché il Signore farà. Amen? Io sono in preghiera perché loro avranno bisogno di una maestra. Amen? Anche di un maestro, può essere anche un maestro. E io sono in preghiera che Dio mi riveli la persona che sarà responsabile per questa classe. Sto pregando che Dio mi dia questa rivelazione e così io possa parlare con una persona dicendo: Dio mi ha detto che saresti tu a fare la lezione. E il Signore confermerà il cuore di quella persona. Amen? Glória a Dio. Preghiamo per loro, nel nome di Gesù, chiedendo che il Signore possa benedire la loro vita, perché questa chiesa è per i bambini. Sempre detto questo, sì o no? Sempre ho detto questo, che questa chiesa è per loro. Noi non possiamo sentirci travagliati perché loro sono così, è la loro età. E un bambino così sveglio è sano. Amen? Perché se è fermo è malato. È vero o no? E dobbiamo avere pazienza con loro, insegnargli. Io ho detto, mio diacono qua, mio diacono. È vero o no? Si può correre in chiesa? No, vedi che ha imparato. È subito, mio diacono. Come ti chiami? Aaron. Amen? Benediciamo la loro vita. Gloria a Dio. Io vorrei invitare la sorella Lupe per fare questa preghiera, per benedire questi bambini che sono qui. E mettiamoci in piedi. Dopo questa preghiera loro vanno alla classe felice, che c'è la lettura biblica là, tutto il culto loro, e noi in piedi rimarremo per la lettura biblica. Español. Sí. Amado Dios, te pedimos por estos niños que tú nos has dado, Señor, has traído aquí a tu casa. Ayúdanos, Señor, con el tema de la enseñanza, Señor, de acuerdo a sus edades. Señor, eres tú dirigiendo tu iglesia. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría y que nos ayudes en el tema de encontrar la persona adecuada que nos pueda ayudar, Señor, en esta obra tan grande que tú nos has encomendado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amém. Ciao. A dopo. Guarda come è contenta la Noa. Mettiamoci in piedi, fratelli, per la lettura biblica, per favore. Pastore Vito doveva essere con noi stamattina, ma è successo un incidente sulla strada. Lui sta bene con la famiglia, ma si è rotto il disco dove c'è la gomma si è distrutta, la macchina, non so com'è la situazione della macchina, ma loro stanno bene, questo importa. E stavano aspettando il carro attrezzi che li portasse a Rovigo e di là probabilmente o vengono qua in treno o tornano là a Belluno, ma grazie a Dio tutto bene, una grande liberazione. La polizia stradale ha detto che veramente è stato un miracolo, perché quello che è successo, perché è uscita la rotta e quindi la macchina poteva capovolgersi, ma grazie a Dio che stanno tutti bene e non è successo niente di male. Amen.
Leggiamo la parola di Dio. Vorrei invitarvi a aprire nel Vangelo di Matteo. Capitolo 25. Dice la parola. Versetto 1. Allora il regno dei cieli sarà paragonato a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: ecco, arriva lo sposo, uscite all'incontro. Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero: no, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ma mentre quelli andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini, dicendo: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il Figlio dell'uomo verrà. Amen. Accomodatevi, fratelli. Vorrei invitare il fratello Sandro per fare una preghiera, chiedendo al Signore che benedica la nostra famiglia e le nostre finanze, che il Signore ci dia saggezza per amministrare le finanze, che possiamo avere saggezza e timore. Saluta la Chiesa con la pace del Signore, amen. Preghiamo. Padre, ringraziamo per questo momento meraviglioso nella tua casa, Signore. E ricordiamo che oggi, Signore, abbiamo scelto di essere qui. Padre, ringraziamo per aver portato noi a questo luogo, di aver dato a tutti noi il livramento, la possibilità di essere qui. Padre, ringraziamo per la nostra famiglia, che il Signore continua, Dio, dando forza, sapienza a ognuno, Pai, per poter amministrare la casa, non solo la casa del Signore, ma anche la casa che il Signore ha dato in mano di loro, Pai, per gestire, Pai. Benedici, Signore, il lavoro di ognuno, benedici, Signore Dio, a tutto quello che ha scelto di essere qui. Dio, noi ringraziamo per un momento di essere nella tua presenza e svuotano di noi stessi, che noi possiamo oggi essere riempiti della tua parola, Dio. Portano, Signore Dio, a tuo braccio, Signore Dio, che il Signore Dio possa essere con noi. In nome di Gesù, amen e amen. Saluto a tutti con la pace del Signore Gesù. Lodiamo al Signore, colui che è santo. Alleluia, gli angeli cantano santo, santo, santo.
è il Signore dell'esercito e tutta la terra è piena della sua gloria, che anche noi possiamo cantare e adorarlo. Alleluia. Mille generazioni ti lodano, Signore, innalzano il canto dell'agnello. Chi ci ha preceduto e chiunque crederà, il canto dell'agnello innalzerà. Il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome sopra ogni altro sta. Sopra troni e domini, potenze e influenze, il tuo nome al di sopra tutto è. Canta gli angeli. Santo, canta il creato. Santo, tu sei innalzato. Santo, santo per sempre. Se sei stato perdonato, redento dal Signore, innalza sempre il canto dell'agnello. Se sei liberato e porti il nome suo, innalza sempre il canto dell'agnello. Canteremo la canzone per sempre, amen. Canta gli angeli. Santo, canta il creato. Santo, tu sei innalzato. Santo, santo per sempre. Insieme noi cantiamo. Santo, cantiamo al Re dei Re. Alleluia. Santo, per sempre resterai. Santo, santo per sempre. Il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome sopra ogni altro sta. Sopra troni e domini, potenze e influenze, il tuo nome al di sopra tutto è. Il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome al di sopra. Oh, alleluia! Tutti i troni e domini, potere e influenze, il tuo nome al di sopra tutto è. Canta gli angeli. Canta il creato. Santo, tu sei innalzato. Santo, santo per sempre. Anche te puoi cantare? Insieme noi cantiamo.
Lui è degno, cantiamo al Re dei Re. Santo, per sempre resterai. Oh, alleluia. Santo per sempre. Per sempre resterai. Santo, Santo per sempre. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Gesù. Alleluia. Ele é il Signore. E Lui entra nella battaglia. Lui entra nella battaglia per noi, perché sa che noi non abbiamo forza. Josafate ha fatto una preghiera, e la preghiera di Josafate è un riassunto di una unica parola, dicendo: Signore, non abbiamo forza per combattere questa guerra. E in quel momento loro non si aspettavano che lo Spirito Santo in profecia parlasse tramite il profeta, dicendo: in questa battaglia non dovreste battagliare. Una battaglia che è stata fissata dal nemico di Israele, dicendo: noi scenderemo e andiamo, passeremo la valle, saliremo e incontreremo il popolo, perché il popolo era in un luogo alto. E sembra che quando noi stiamo cercando il Signore, perché luogo alto significa cercare il Signore, e sembra che quando noi diciamo: io voglio cercare il Signore, io voglio essere nella presenza del Signore, Satana fa una guerra, mobilizza un esercito per combattere contro di noi. È interessante che lui non ha attratto il popolo laggiù, no, quell'esercito camminou verso di loro. Sim, quell'esercito caminhou verso Josafate e il popolo che era nel luogo alto, fermi nella presenza del Signore. Satana vuole proprio toglierci dalla presenza del Signore, vuole metterci paura, vuole metterci sentimento di paura, di spavento, di perdita, perché Josafate ha detto: noi siamo pochi per loro, non siamo sufficienti per combattere. Ma il Signore ha detto: io combatterò questa battaglia. Metti la mano nel tuo cuore, non so dov'è questa battaglia, se è nel corpo, se è sulla mente o se è nel tuo cuore, ma di a te stesso stamattina nel nome di Gesù, ripeti con me, nel nome di Gesù, il Signore, El Elyon, combatterà questa guerra per me. Lui entrerà in questo combattimento. Amen. Fratelli, quando il popolo è sceso, non è sceso per combattere, è sceso solo per accogliere. In questo combattimento, non portare arma, non portare fusile, non portare niente se non cesti. Perché Dio trasformerà il male in benedizione. Un frutto sarà generato in questa battaglia. E la Bibbia dice che era tante cose che loro hanno lasciato là, che
l'esercito non era capace di raccogliere tutto. Glória a Dio. Ma sembra, fratelli, una promessa che noi diciamo come sarà, perché c'è una guerra in corso. Io sto affrontando un combattimento, pastore, e tu vieni a dire, non sto dicendo io, sta dicendo il Signore, Lui che è capace di fermare questa guerra e di fermare questo tuo nemico, è Lui stesso che ti sta parlando esta mattina, dicendo io sono uscito per combattere per te. Tu soltanto prepari i tuoi cesti per raccogliere il frutto, perché ci sarà un frutto. Non so se questo frutto sarà un figlio, non so se questo frutto sarà una benedizione, che il Signore ti darà un diritto, un documento, una casa, se Dio ti libererà di qualcosa nel tuo corpo. Non so, fratelli, cosa il Signore farà, ma un frutto da parte di Dio sarà generato in questa guerra, che tu dovresti perdere, ma il Signore ha detto, tu non perderai per mia causa. Leva subrefacia. Tu non perderai per causa mia. Perché pensa di allontanarti da me? Perché tu pensi che sei solo? Perché tu pensi che sei solo in questa storia? Perché tu parli, sono abbandonato, sono solo. No, il Signore ti sta parlando esta mattina. Io sono uscito per causa tua e tu non perderai per causa tua. Tu non perderai casa, tu non perderai la tua famiglia, tu non perderai il tuo lavoro, tu non perderai. Quella storia lá non avrà perdita. No. Anzi, apri le tue mani stamattina. Guadagno, così dice il Signore, invece di perdita, di morte, ci sarà guadagno. Come mai in questa storia questo? Sì, il Signore benedice a chi vuole benedire, perché Lui ha compassione di chi vuole avere compassione. Amen? E Lui si è compiaciuto di te stamattina per grazia, non per merito, ma per grazia. E sta dicendo, ti darò un diritto, ti darò un diritto, un diritto. Alleluia, amen, gloria a Dio. Dovevo dire questo, fratelli, perché sentivo da parte di Dio di dirvi, il Signore è grande e combatte per noi. Amen? Glória a Gesù. Fratelli, io vorrei stamattina condividere la parola con voi. Ero dalla mattina che pensavo a Kerley e pastore Vito mi aveva detto, io vengo a Firenze. Io ho detto, allora Signore, ci sarà pastore Vito e tu mi stai parlando di Kerley. Però se tu hai parlato con Kerley, perché io non ho parlato con Kerley, Signore. Ma se tu hai parlato a me, hai parlato con lui. E io vorrei invitare Kerley stamattina per portarci questa parola, la parola del Signore a noi. Dopo noi parteciperemo della cena del Signore. E Kerley, se non conoscete, è un grande amico che ha iniziato con noi questa missione quando siamo arrivati. Infatti, il 4 agosto si compie 8 anni che siamo pastori di questa missione, per la grazia di Dio e per la bontà vostra. 8 anni che siamo qua con voi in missione e grazie a Dio che fin qua ci ha aiutato. Ebenezer. Amen? E vorrei dire che Kerley, vieni Kerley, è stato un grande aiuto con la sua famiglia qua all'inizio di questa missione. Adesso è tornato in Brasile, ora è qui e so che il Signore guiderà lui in ogni cosa. Amen? Perché questa è la sua chiesa. Amen? Amen, fratelli? Mettiamoci in piedi per ricevere l'uomo di Dio. Io saluto la Chiesa con la pace del Signore, amen? Guarda, veramente il mio cuore ora è disparato, mi ha preso di sorpresa veramente. Però vorrei condividere con voi una parola di Dio che si trova in Genesi, capitolo numero 22. Oggi sarà la cena del Signore. È un momento speciale, un momento
dove noi abbiamo onore di stare insieme con i fratelli, di cenare con il Signore. Amen. E la parola del Signore dice così. La mia Bibbia è in portoghese, leggerò in portoghese, oppure se hai qualche Bibbia. Sì. 22 dice così. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, ele rispose: Eccomi. E Dio disse: Prendi ora il tuo figlio, il tuo unico. Prende attenzione in questa parola, il tuo unico figlio. Prendi il tuo unico figlio, colui che ami. Attenzione anche in questo. Prendi il tuo unico figlio, colui che ami. Prendi attenzione anche in questa parola. Isacco, e va nel paese di Moria e offrirlo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, selò il suo asino, prese con sé due di suoi servi, il suo figlio Isacco, spaccò della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio aveva indicato. Al terzo giorno, Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: Rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi torneremo da voi. Abramo prese la legna per l'olocausto e la mise addosso a Isacco, il suo figlio. Prese in mano il suo fuoco e il coltello. Poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco parlò ad Abramo suo padre e disse: Padre mio. Abramo rispose: Eccomi qui, figlio mio. Isacco disse: Ecco il fuoco e la legna, ma dove è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Figlio mio, Dio stesso si provvederà dell'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutti e due insieme. Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto. Abramo costruì l'altare e vi raccomodò la legna. Legò Isacco, suo figlio, lo mise sull'altare sopra la legna. Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare il suo figlio, ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. Ele rispose: Eccomi. L'angelo: Non stendere la mano contro il suo ragazzo e non fargli del male. Ora so che tu temi Dio, alleluia, perché non mi hai fatto né rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. E Abramo alzò gli occhi, guardò ed ecco dietro a sé un montone impigliato per le corna, un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e offerse l'olocausto al Signore. Amém? Potesse sedere, vorrei aiuto da missionária Priscilla, perché io da 6 anni non pratico l'italiano, quindi avrò un po' di difficoltà di parlare italiano. Então, hoje nós estamos fazendo algo que Deus disse para fazermos, que é a ceia do Senhor. Quindi oggi noi faremo una cosa che il Signore ci dice di fare, che è la Santa Cena del Signore. E essa passagem bíblica me traz à mente isso também. E questo messaggio biblico mi porta questo anche alla mia mente. Deus dia chama Abrão e fala com ele assim: Abrão. Dio un giorno chiama Abramo e lo dice: Abramo. E ele responde assim: Eis-me aqui. E lui risponde: Eccomi qua. Ele não disse eu estou aqui, ele disse eis-me aqui. Lui non dice io sono qui, lui dice eccomi qui. O que isso significa? Cosa questo significa? Porque eu estou à disposição do Senhor. Io sono disponibile per il Signore. E o Senhor fala assim: pega o seu filho. Il Signore l'ha detto: prendi il tuo figlio. Seu único filho a quem tu amas. Il tuo unico figlio che tu ami. Traz à memória um pouquinho agora Jesus, Deus com Jesus Cristo, seu filho. Porta ora alla tua memoria Dio con il suo figlio Gesù Cristo. Deus colocou à prova a Abraão.
Dio ha messo a prova Abramo. Ele disse: pega o seu filho e leva para um local onde te indicarei. Lui dice: prendi il tuo figlio e portalo dove ti indicherò. E você vai me oferecer ele como holocausto. E tu mi offrirai il tuo figlio come un olocausto. Agora imagina a dor. Aqui a Bíblia não cita isso. Immaginiamo ora il dolore. La Bibbia non cita questo. De um pai que tem o seu filho, o único filho, que ama seu filho. Il dolore di questo padre che ha un unico figlio e ama il suo figlio. E ele, quando diz ao Senhor: estou aqui à sua E disposição, quando lui dice: Signore, sono qui alla tua disposizione, Deus pede aquilo que ele muito ama, que é o seu filho, seu Dio único filho, chiede quello che lui ama molto, che è il suo unico figlio, para levar para um local de holocausto. per portarlo da offrire in olocausto. Agora preste atenção no momento que fala aqui que ele caminhou por 2 dias inteiros e ao terceiro dia ele viu o local. Dice qui che lui ha camminato 2 giorni, nel terzo giorno lui vise il locale. Imagina, irmãos, a dor de um pai durante 2 dias inteiros caminhando com seu próprio filho. Immaginiamo il dolore di questo padre durante 2 giorni interi camminando con il suo figlio. E pensando assim, e sabendo que depois E ele iria sapendo oferecer o seu filho como holocausto. che Senhor. dopo dovrebbe offrire il suo figlio come un olocausto. Mas ele sabia de uma coisa, Ma lui sapeva di una cosa, que Deus está acima de todas as che coisas. Dio è al di sopra di ogni Ele cosa. sabe todas as coisas. Lui sa tutte le cose. Ele conhece o seu coração. Lui conosce il tuo A palavra do Senhor cuore. diz que ele conhece e esquadrinha o coração ao profundo de cada um. La Bibbia dice che lui conosce e scruta il cuore al profondo di Ele- ognuno di noi. Ele conhece a sua dor. Lui conosce il tuo dolore. Ele conhece a sua necessidade. Conosce la tua necessità. Ele conhece as suas alegrias. Conosce le tue as suas momenti di gioia, le tristezas. tue tristezze. Ele te conhece. Lui ti conosce. Ele sabe o que você é Lui capaz. sa di cosa sei capace. Ele sabe o que vai fazer na sua vida. Lui sa cosa farà nella tua vita. Abraão sabia disso. Abramo sapeva di questo. Sabia que Deus era o seu mentor, era o seu pai e era o Criador. Sapeva che Dio è il suo mentore, il suo padre, il suo creatore. Então o que restava a ele era obedecer. Quello che toccava a lui era obbedire. Era obedecer a palavra do Senhor. Obbedire la parola del Que é Signore. outro ponto que eu queria entrar aqui. Che è un altro punto che volevo entrare. Quando decidimos obedecer a palavra do Quando Senhor, noi decidiamo obbedire la parola del Signore, significa que estamos escutando a palavra do Senhor. significa che noi stiamo ascoltando la parola del Signore. Significa que estamos ouvindo a voz do Senhor. Significa che stiamo dando ascolto alla voce del Signore. Não tem como obedecer alguma coisa Non c'è come obbedire qualcosa se nós não escutamos aquela se coisa. noi non sentiamo quella cosa. Quando decidimos obedecer a palavra do Senhor, Quando noi decidiamo obbedire la parola del nós Signore, conhecemos o caminho do Senhor. noi conosciamo la strada del Signore. Nós conhecemos a vontade do Senhor Noi para nossas conosciamo vidas. la volontà del Signore per le nostre vite. Então muitas vezes nós pensamos assim, Quindi tante volte pensiamo così, que as coisas estão demorando, che le cose stanno tardando, que as coisas não estão dando certo em nossas vidas. che le cose non stanno andando bene nelle nostre vite. Mas Deus já sabe o resultado. Ma Dio sa già il risultato. Deus já sabe o que vai acontecer com você. Dio sa già quello che succederà con te. Deus já sabe da bênção que Ele vai dar para você. Lui sa già della benedizione che Lui ti darà. Deus já sabe a vitória que você vai ter. Lui sa già la vittoria che avrai. Então não se preocupe. Quindi non ti preoccupare. Por mais que você caminhe dias, Anche se devi camminare dei giorni, talvez com alguma dor no seu coração, magari con un dolore nel tuo cuore, com alguma preocupação que vem na sua con mente, una preoccupazione che viene alla tua mente. não se preocupe que o terceiro dia Non preoccuparti perché il terzo giorno Deus vai vencer essa batalha para você. Dio vincerà questa battaglia per voi, per te. Quem acredita nisso? Chi crede a questo? É para você. È per te. As vitórias são para você. Le vittorie Não- sono per te. Não é somente para a pessoa que está do seu lado aí, Non è não. soltanto per quello che è accanto a te, no. Deus conhece você da ventre da sua mãe, desde a Dal ventre da grembo, sua dalla mãe. tua madre, Ele che já Dio ti conosce. sabia o seu nome. Lui sapeva già il tuo nome. E você está aqui hoje E tu sei qui oggi a escutar a palavra do Senhor, sentire la parola del a Signore, obedecer a a palavra do obbedire la Senhor. parola del E Signore. de seguro, E sicuramente sua vitória está chegando, la irmãos. tua vittoria sta arrivando, fratello. Por mais que você ainda esteja um pouco incrédulo, Anche se sei un po' incredulo,
Deus já preparou a sua vitória lá na frente. Dio ha già preparato la tua vittoria avanti. Quem está entendendo isso aqui? Chi sta capendo questo? Pode ser hoje? Pode. Pode ser amanhã? Pode. Pode ser daqui a um mês? Pode. Può essere oggi, può essere domani, può essere tra un mese, sì. Mas o conforto que dá aos nossos corações como servo Ma il conforto che abbiamo come servi é porque com Deus è perché con Dio a minha vitória chega. la mia vittoria arriva. A sua vitória La tua chega. vittoria arriva. Aquilo que você está buscando vai chegar. Quello che stai cercando arriverà. Porque nós somos filhos de Deus. Perché siamo figli di Dio. Porque nós somos filhos do Criador. Perché siamo figli del E Creatore. Ele te chama pelo seu E Lui nome. ti chiama per il tuo nome. E te fala, olha, E ti parla, guarda. não se preocupe. Non ti preoccupare. Porque amanhã Perché domani eu estarei contigo. io sarò con te. Depois de amanhã Dopodomani eu estarei contigo. io sarò con te. Mês que vem Prossimo mese eu estarei contigo. io sarò con te. E hoje E oggi eu estou contigo. io sono con te. Tem alguém recebendo aqui? C'è qualcuno che riceve qui? Isso é Deus. Questo- Isso é chamar Deus de Pai. Questo è chiamare Dio di Padre. É saber que mesmo na batalha, mesmo no È deserto, sapere che anche nella battaglia, anche nel deserto, Ele está conosco todos os dias Lui da è nossa con noi vida. tutti i giorni della nostra De vita. quando nós acordamos de manhã Da quando ci svegliamo la mattina até quando nós dormimos à noite. finché dormiamo la sera. Deus está conosco. Dio è con noi. Somos nós que muitas vezes nos afastamos dele. Siamo noi che tante volte ci allontaniamo da Lui. Mas a palavra só diz: ainda que sejamos infiéis, Ma la parola dice che anche se siamo infedeli, Deus é fiel para contigo. Deus é fiel para conosco. Dio è fedele con noi. Aleluia. Alleluia. Aleluia. Abraão acreditou naquela palavra Abramo ci ha creduto e in quella sabia parola. que existia um propósito para aquilo. Lui sapeva che esisteva un proposito per quello. Imagina um pouco, irmãos, que Deus ele não deixou para falar com Abraão o que iria acontecer lá no terceiro dia. Dio non ha parlato ad Abramo quello che dovrebbe succedere in quel giorno, non ha parlato prima. Ele disse antes. Ele disse antes do terceiro dia, Lui ha detto prima del terzo giorno, porque queria colocar à prova Abraão. non ha detto prima perché voleva provare Abramo. E quando chegou ali, E depois do quando terceiro dia, È arrivato lì dopo il terzo giorno, aí sim o seu filho ficou sabendo. allora il suo figlio ha saputo. Mas ele já sabia 3 dias atrás. Ma Abramo sapeva 3 giorni prima. E Deus falou assim: realmente você passou na prova. E Dio ha parlato, veramente tu hai superato la prova. Eu quero te dizer nessa manhã, Io voglio dirti stamani, Deus vai falar com você. Dio parlerà con te. Você vai passar na prova. Tu supererai la prova. Você vai superar essa Tu prova. supererai questa prova. Porque Ele está contigo. Perché Lui è con te. Por mais que durante esse processo, Anche se durante questo processo, tudo na nossa vida, toda batalha, existe um processo a ser seguido. tutte le battaglie nella nostra vita, c'è un processo da essere seguito. Deus ele sabe o que vai acontecer. Ainda nós não sabemos, mas Deus ele sabe. Anche se noi non sappiamo cosa succederà, Dio A sa. única coisa que sabemos L'unica cosa che noi sappiamo é que Deus não abandona nossas è vidas. che Dio non ci abbandona. Ele não nos abandona nas nossas batalhas. Lui non ci abbandona nelle nostre battaglie. Ele não nos abandona nas nossas lutas. Lui non ci abbandona nelle nostre lotte. É isso que nós precisamos È entender. questo che noi dobbiamo Que capire. todas as batalhas e lutas que passamos, Che tutte le battaglie e lotte che noi affrontiamo, Deus está aqui do nosso lado, Dio nos è così ajudando. accanto a noi che ci aiuta. A palavra só diz que os olhos deles não estão fechados para que não possam nos ver, estão abertos. E as mãos deles não estão escolhidas, estão estendidas para nos La abençoar. Bibbia dice che i suoi occhi non sono chiusi, le sue mani non sono dietro perché non possa vedere, non possa Pelo benedirci. contrário, Ele está nos abençoando, Ele está nos olhando, Ele está nos Lui ci guardando. sta benedendo, ci sta guardando. Todos os homens, grandes homens da Bíblia, Tutti i grandi uomini della Bibbia passaram por hanno processos. passato per i E processi. por que nós não devemos passar E por perché processos? noi non dobbiamo passare, Nós não attraversare i somos processi? exclusivos. Noi non siamo esclusivi. Mas sabe por que isso, irmãos? Sapete perché questo, Porque o fratello? processo traz maturidade. Perché il processo ci porta alla maturità. O processo traz maturidade para um próximo processo. Il processo ci porta a maturità per l'altro processo che verrà. Se eu perguntar para você se encontra uma batalha nesse ano que você passou, Se io ti domando sulla battaglia
che hai affrontato quest'anno. Eu tenho certeza que todos aqui vão levantar a mão, que alguma batalha ou outra se passou por Io ela. sono sicuro che tutti noi abbiamo passato per una battaglia. Aí eu te pergunto, agora levantem a mão todos aqueles que passaram pela batalha. Se io domando, allora alzate le mani tutti quelli che hanno attraversato una battaglia. Se você ainda não sabe, mas eu acredito que sabe, Se ancora non lo sai, ma io credo che lo sai, foi Deus que te ajudou a passar por ela. che è stato Dio che ti ha aiutato Foi a Deus que te attraversarla. sustentou na È stato batalha. Dio a sostenerti nella Foi battaglia. Deus que te sustentou na È tempestade. stato Dio a sostenerti nella tempesta. Então, não se preocupe. Quindi non ti preoccupare. Ainda que vai vir batalhas, Anche se verrà delle battaglie, pensa no depois. pensate nel dopo. Todo final de deserto Tutta la fine di un deserto. tem um tabernáculo te esperando. C'è un tabernacolo a aspettarti. Amém? Amen. É uma breve palavra, porque eu fui pego de surpresa. È una breve parola perché per me è stata una sorpresa. Mas essa palavra toca tanto ao meu coração quando Ma- é dia de ceia. Ma questa parola mi tocca nel giorno della Santa Cena. Porque às vezes Deus nos coloca à prova. Perché ogni tanto Dio ci mette alla prova. Mas nós precisamos entender. Ma noi dobbiamo capire Se Ele nos colocou à prova, che se Lui ci ha messo alla prova, é Ele também que dá a vitória. è anche Lui che ci dà la vittoria. Que Deus abençoe sua vida e sua casa no nome de Che Jesus. Dio benedica la tua vita, la tua casa nel nome di Gesù. Amém. Amen. Amen. Fratelli, mettiamoci in piedi e è perché lui non era pronto. Immagina se fosse pronto. Gloria a Dio. Ringraziamo Dio per questa opportunità. Qui c'è il pane, simbolo del corpo di Cristo. Il pane che sarà il simbolo del corpo di Cristo e qua il calice che rappresenta il sangue di Cristo. La Bibbia dice in Matteo capitolo 26, versetto 26, che nella notte in cui fu tradito, Gesù prese il pane, lo benedisse, lo spessò e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Nello stesso modo ha preso il calice, lo benedisse e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete e bevetene tutti, questo è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berete in memoria di me. Allora, fratelli, questa è la nostra vittoria. Perché senza la morte, senza il sacrificio di Gesù, non sarebbe possibile avere perdono dei peccati. Perché un colpevole bisogna subire la condanna della sua colpa. La Bibbia dice che Dio non dà il colpevole per innocente, né l'innocente per colpevole. Siamo colpevoli. Ma Lui si è messo in croce per noi. Si è messo al posto nostro. Ha portato su di sé le nostre colpe. Quando Lui porta su di sé le nostre colpe, Lui non annulla che siamo colpevoli, ma Lui annulla la forza della colpa, che è la morte. Nel peccato siamo morti, ma per fede siamo nati di nuovo in Cristo Gesù. Se camminiamo nel peccato, camminiamo via di morte, sulla via di morte. Ma se camminiamo con Cristo, camminiamo sulla via della vita. Che possiamo comprendere che la via del Signore è perfetta.
è che Lui è santo e Lui vuole da noi santità. Santità nel parlare, santità nell'agire, ma c'è un campo che è difficile. È il campo dove le persone né ascoltano né vedono. Dei astere minivia subria. È il campo della mente. Quando la parola dice io ho pensieri di pace, non di male. Gesù dice questo. Ma questo ci fa anche capire che ci sono pensieri cattivi. A volte una parolaccia, qualcuno che parla, è giusto? No, è sbagliato. Un credente non parla parolaccia. Un'azione, un'aggressione, è giusto? No, un credente non è così. Ma qualcuno ha visto. Ma è la mente che nessuno vede. Chi conosce i pensieri? Chi conosce il pensiero? Chi? Che possiamo oggi, fratelli, richiamare la potenza del sangue di Gesù sulla nostra vita, perché possiamo avere un parlare diverso, un camminare diverso, ma anche un pensare diverso. Che possiamo pensare diversamente. Pensare il bene, non il male. Gloria a Dio. Quindi ogni membro in comunione con il Signore beva del calice, mangi il pane, in comunione con il Signore e con la sua Chiesa. Ah, ma io con il Signore sto bene, ma se non è in comunione con la Chiesa non sta bene con nessuno, perché la mano è nel corpo, dove il capo regge il corpo. L'altra mano è nel corpo, dove il capo regge il corpo. La mano non serve solo al capo, ma serve a tutto il corpo. E dobbiamo stare bene non solo con il capo, ma con il corpo. Amen? Padre, nel nome di Gesù vorrei chiederti di consacrare questo pane e questi calici per questo atto di fede e di comunione della tua Chiesa. Stiamo qua compiendo il tuo ordine, Signore. La cena del Signore è un ordine che tu ci hai lasciato a tutti che credono in te e che nel battesimo hanno confessato pubblicamente che tu sei Signore Salvatore della nostra vita. Ti prego, Signore, che questi due simboli adesso rappresentino tramite la tua consacrazione il tuo sangue e il tuo corpo, la tua carne, ferita, crocifissa, sofferente per la nostra colpa, ma che ci ha portato pace, salvezza e libertà. E che nel nome di Gesù, Signore, Padre mio, che mentre celebriamo questa cena, tu possa, Signore, operare tutte le benedizioni che hai conquistato in croce per noi. Pace, guarigione e libertà per il tuo popolo. Nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. I due angeli che adesso sono scesi qua, erano già nel terzo cielo. Gli operai. Erano così concentrati che pensavo che era già davanti al trono divino. Ah, devo spezzare.
Lodiamo al Signore, la missionaria loda al Signore insieme alla Chiesa, mentre io spezzo i pani e si serve la Chiesa. Alleluia. Gloria al tuo nome, Gesù. Dio è qui con noi, sicuro come l'aria che respiro, sicuro come il sole sorge nel mattino, sicuro come sto cantando lo puoi sentire. Dio è qui con noi, alleluia, sicuro come l'aria che respiro, sicuro come il sole sorge nel mattino, sicuro come sto cantando lo puoi sentire. Spirito, riempi la mia vita. Spirito, riempi la mia vita. Riempimi del tuo potere, perché tuo voglio essere. Spirito, riempimi di te. Ancora spirito. Spirito, riempi la mia vita. Chiedelo. Spirito, riempi la mia vita. Riempimi del tuo potere, perché tuo voglio essere. Spirito, riempimi di te. Le mie mani voglio alzare a te e con la mia lode adorarti. Il mio cuore voglio riversare davanti al tuo altare, all'unico che è degno di ricevere l'onore, la gloria, la forza e il potere. Al Re eterno, immortale, invisibile ma reale, a Lui rivolgiamo la lode. Incoroniamo te, o Re Gesù. Incoroniamo te, o Re Gesù. Adoriamo, adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro
cuore a te. Incoroniamo te a Re Gesù, incoroniamo te a Re Gesù. Adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te e ti chiediamo, Spirito, riempi la mia vita, Spirito, riempi la mia vita, riempimi del tuo potere, perché tuo voglio essere. Spirito, riempimi di te. Alleluia. Le mie mani voglio alzare a te e con la mia lode adorarti. Il mio cuore voglio riversare davanti al tuo altare. Le mie mani voglio alzare a te e con la mia lode adorarti. Il mio cuore voglio riversare davanti al tuo altare, davanti al tuo altare. Gloria al Signore, gloria a Dio. Chi ha gloria dia gloria, alleluia. Gloria a Gesù, gloria a Gesù, gloria a Gesù. Aprite le vostre bocche, fratelli, glorificate il Signore. Lui non ci ha lasciati come preda al nemico, no, non ha permesso che il nemico ci divorasse, no. Alleluia, lui è arrivato prima, ha disfatto il piano del nemico, ha rotto la prigione della nostra anima. Alleluia, ci ha liberato dalla morte, dalla fornacia. Ecco, louvi, elevi canarashu e dechebbia fa. Il Signore è grande e Lui è qui con noi. Alleluia, il suo corpo, la sua carne ferita, il suo sangue versato, tutto per noi. Che oggi il Signore possa abbattere ogni fortezza e possa rinforzare la tua anima, perché la scena è il rinforzo dell'anima. In piedi, fratelli, la Bibbia dice che Gesù nella notte in cui fu tradito, prese il pane, lo benedisse, lo spessò e diede ai suoi discepoli dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Partecipiamo del simbolo del corpo di Cristo. Alleluia. Parimenti, dopo aver cenato, Gesù prese il calice, lo benedisse, lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete e bevete, questo è il simbolo del mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Tutti noi beviamo il calice, simbolo del sangue di Cristo. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Alleluia, 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 gloria, gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, alleluia,
Alleluia, grazie Signore che non ci hai lasciati come preda ai nostri nemici. Signore, grazie perché tu sei arrivato prima nella nostra vita. Signore, so che nella nostra poca forza siamo qua nella tua presenza e non rinnegheremo il tuo nome, seguiremo avanti guardando te. Rinforza la nostra anima per non cadere nelle trappole del nemico e non essere, Signore, distrutti da lui. Ma ti prego, Signore, protezione, ti prego rinforzo, ti prego, Signore, aiuto, perché senza di te non possiamo fare nulla. Signore, continua con il tuo popolo, con la tua chiesa, benedice ogni famiglia, tutto il programma di questo mese, nel nome di Gesù ti prego e ti ringrazio, amen e amen. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti oggi per sempre. Diciamo amen? Amen. Ó, oggi 10 minuti, ma in quell'orologio perché quello mi hanno fregato e c'è 5 minuti in più, quindi quasi. Domenica cercheremo di fare ancora nell'orario preciso per imparare tutto questo mese per a settembre, nel prima domenica, cominciare alle 11 e finire alle 12:30. Amen? Però non arrivate alle 11:30, perché alle 10:30 arrivate alle 11. Allora, alle 11. Amen? Che Dio vi benedica. C'è un semplice agape che condivideremo questa mattina e vorrei chiedere ai fratelli di preparare i tavoli e ai servitori del Signore per organizzare il tavolo della cena. Dio vi benedica.